E una curiosità, sempre in proposito dei tamponi, perché il calcolo viene fatto, del calcolo dei positivi, sui tamponi positivi e non sulle persone positive? È corretta l'analisi? Cioè, non dovrebbe essere sul... Cioè, io faccio tot tamponi, a prescindere da quanti ne faccio, Guardi, quello che conta è la percentuale di positivi su ma tamponi perché? Non effettuati, su, che e però non in su genere. proprio a persona positiva. Perché, guardi, perché è molto difficile estrarre questo dato, eh. Penso che questi sono dati. Comunque, guardi, sicuramente c'hanno c'hanno questa approssimazione, però sono abbastanza, nonostante questo, sono abbastanza affidabili dell'andamento cioè sono uno degli indicatori Comunque è della corretto, diffusione del l'analisi fatta in virus. questo modo ritiene che sia corretta in pratica. Guardi, posso dire una cosa, a mio avviso, secondo me, il valore più importante è il numero di nuovi positivi per Che però è giorno. calcolato sui tamponi e non singoli individui positivi, giusto? No, 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 i nuovi positivi sono nuovi S- positivi, Quindi essere soggetti diversi, eh? come singolo individuo, persone. Come singolo individuo, il numero dei nuovi positivi per giorno è Ok. il numero al E la quale dobbiamo percentuale è guardare. calcolata sull'individuo e non sui tamponi fatti. Perché così, perché se facciamo tantissimi tamponi in percentuale diminuiscono poi alla fine i positivi, non so se hai capito. E c'è- guarda, allora, ecco, questo sicuramente è vero, ma guardi, vi faccio un esempio, adesso non so se la cosa è cambiata, ma la percentuale di positivi sui tamponi rapidi, per esempio, è diversa Eh? dai tamponi E molecolari. come anche? Questo cosa vuol dire? Due cose, fondamentalmente. O i tamponi antigenici hanno una Che bassa sempre deve essere. sensibilità e quindi non dovrebbero essere usati in determinate circostanze, oppure vengono usati male e in quel caso stiamo sprecando un Fra sacco di l'altro. quattrini fondamentalmente. Quindi, io penso che dovrebbe essere completamente ripensato l'uso dei tamponi rapidi, lo dico No, mi immagino, sinceramente. infatti. A mio avviso sono un elemento di Anche secondo me. confusione, così com'è. Guardi, anche il fatto che vengano fatti in farmacia, no? Allora, uno perché va in farmacia a farsi il tampone rapido? Lo fa evidentemente per avere un lasciapassare sociale, perché se sta male va dal medico, non va in farmacia. Sono convinto. E, e lo fa utilizzando una tecnologia che non dà l'affidabilità per quello che vuol raggiungere. Chiarissimo. Giusta? Chiarissimo. Poi, una volta che è positivo, che fa? Il farmacista poi deve iscriverlo nel registro regionale che è positivo. E chi è che fa il contact tracing Sì, a sì, quell'uomo, sì, a quella persona, sì. in caso Nessun diventa positivo? tracciamento. Cioè diventa veramente si perde completamente Ecco, il tracciamento, che è praticamente uno dei cardini. ecco. Guardi, il tracciamento Ho sarà capito. fondamentale quando avremo finalmente raggiunto anche l'immunità di gregge. Perché quando noi avremo raggiunto l'immunità di gregge, cioè quando avremo vaccinato l'80% delle persone, significa che l'R0 è uguale a 1. A quel punto i casi ci Sì, saranno certo. sempre. Non è che diminuiscono, per diminuirli bisogna a quel punto implementare tutte quelle misure di tracciamento per portare i casi a zero, altrimenti non ci arriveremo mai a quel punto. Adesso, ecco, non vorrei che le persone pensassero, ci vacciniamo tutti, siamo tutti a posto. Ci vacciniamo tutti quando abbiamo raggiunto l'immunità di gregge, se ci sono 10.000 casi al giorno, rimaniamo con quei 10.000 casi. Se ci sono 1.000 casi, rimaniamo con quei 1.000 casi, a meno che l'RT non vada sotto 1. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. No, no, molto chiaro. È E chiaro. Quindi non è che tutta questa componente qui diventa inutile con la vaccinazione, anzi, diventa fondamentale, perché è lo strumento che ci permetterà di uscire il prima possibile da questa situazione. Più efficace questo sistema di tracciamento e di blocco della trasmissione sul e più, territorio, più esatto. il vaccino ci porterà alla situazione dell'RT minore di 1, che è quello che ci permette poi di controllare l'infezione.